Nel segno della fraternità, la comunità di San Giovanni Battista a Chiavari ha salutato il sacerdote che per 28 anni ne è stato alla guida e ha accolto un nuovo parroco già inserito nella realtà parrocchiale dal novembre scorso. È quanto ha sottolineato il vescovo nel ringraziare Don Enrico per l'operato di questi anni ed accogliere Don Paolo all'inizio di un nuovo cammino. Non è soltanto un segno di continuità, ma è piuttosto un segno di fraternità. La consapevolezza che il presbiterato è unico. Don Enrico Bacigalupo lascia la guida della parrocchia ma prosegue il cammino di questi anni accanto ai poveri come direttore della Caritas diocesana. Guardando poi le persone si vedono persone che uno ha preso nel momento delle elementari, quindi la preparazione della prima comunione e della cresima, e poi si ritrova da sposare, si ritrova da battezzare i figli, cioè c'è una grande continuità. Al di là di quello che poi sono le scelte di ciascuno, c'è un filo rosso profondo di un bene che attraversa tutte le realtà della vita. A Don Paolo il vescovo ha affidato l'attuazione delle linee pastorali annunciate alla diocesi nella grande assemblea del giugno scorso, con un impegno preciso. Il vostro pastore, lo sapete, avrà come primo impegno quello dell'annuncio del Vangelo, in modo che ci sentiamo convocati dalla parola di Dio e ci troviamo uniti intorno all'altare dell'Eucaristia. Sono profondamente grato per tante ragioni, intanto perché mi sono sentito veramente accolto e accompagnato con pazienza. Ricordiamo che io venivo da appunto un'esperienza di quasi 6 anni da Cuba e, come dico a volte scherzando, passare dalle distese di campi di canna da zucchero al Carugio dritto, il salto è un po' forte, ecco. E se c'era una cosa che ho chiesto alla comunità è quella di darmi il tempo, ecco, di rientrare, ecco, in questo contesto. E questo è il sogno che a volte, come dire, non a volte, che mi piacerebbe costruire insieme. Una Chiesa capace di offrire spazio, tempo, ascolto a chi si sente stanco del viaggio.